Nel 2017 125 persone si sono rivolte al SERD in forma gioco di Mestre per problematiche inerenti al gioco d'azzardo patologico e di questi 34 hanno un'età pari o superiore ai 65 anni. Sebbene la malattia del gioco colpisca indistintamente ogni fascia d'età, si osserva sempre di più un'incidenza maggiore fra la popolazione anziana e nel veneziano i numeri arrivano a sfiorare il 50%, molto più delle stime sulla popolazione adulta italiana. Il dato è frutto di una ricerca svolta dal Servizio Dipendenze dell'ULSE 3 che con la collaborazione delle strutture dei pensionati di CGIL, CISL e UIL e dei comuni di Marcone, Quarto d'Altino e la municipalità di Favaro si è soffermata sulla qualità della vita della popolazione pensionata. Ed è appunto un problema che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni e anche cercato di affrontarlo attraverso interventi non solo di cura che facciamo qui all'interno del servizio, ma anche con interventi di rete con altri servizi e con i comuni per cercare di individuare il più precocemente possibile quelle situazioni che sono a maggior rischio. L'obiettivo è quello di avviare le persone affette da ludopatia a un percorso di cura e contemporaneamente di supportare i familiari che a tutti gli effetti sono parte del problema e anello fondamentale della terapia. L'identikit emerso dalla ricerca mostra prevalente la componente maschile nell'82% dei casi e un livello di scolarizzazione piuttosto basso. Slot e videogiochi sono la causa maggiore della strutturazione della ludopatia e mediamente gli anziani praticano anche altre tipologie di gioco, per lo più bingo e Superenalotto. Ne fanno un uso farmacologico per trovare risposte al vuoto che li circonda. L'anziano di oggi, a differenza di quello di ieri, ha sempre più bisogno di trovarsi in un mondo un po' tutto suo, che però non è un mondo creativo dell'anziano nuovo, ma un mondo di rifugio, un mondo di ripiego dove l'anziano si riversa su se stesso. Ecco allora che può in qualche modo assumere un aspetto in qualche modo preoccupante. La ricerca sarà oggetto di approfondimento del convegno in programma mercoledì alle 20:30 nella sala consigliare del Comune di Marcon, durante il quale saranno illustrati i dati, elaborati e offerti spunti per l'attuazione di programmi di prevenzione che non possono ignorare la situazione osservata in Veneto. Emerge che la regione Veneto è una tra le regioni dove potenzialmente non solo si gioca di più, ma anche dove potenzialmente si strutturano comportamenti di disagio e problematici rispetto al gioco d'azzardo patologico. Credo che il dato che emerge dalle realtà di Marcon, Quarto d'Altino e Favaro sia rilevante anche in quanto abbiamo sul nostro territorio il Casino di Venezia, perché a Canoghera, quindi a pochi chilometri dai centri abitati, esiste un importante luogo dove giocare, oltre a tutti gli altri luoghi dove si può giocare diffusi sul territorio.